Io chiedo a gran voce che la prefettura, che le forze dell'ordine immediatamente intervengano su questa gente, perché questa gente non è in grado di ragionare, non è in grado di confrontarsi, ma fanno queste operazioni che portano solo ed esclusivamente alla lotta sociale. Così il sindaco di Quinto, Mauro D'Alzilio, in diretta a Focus dopo che la sede della Lega è stata presa di mira dai centri sociali, vernice, uova, letame per protestare contro la politica di allontanamento dei profughi da parte dell'amministrazione leghista. Hanno tentato di incendiare la sede perché stavano appiccando il fuoco su uno degli infissi dell'edificio. Certamente fermi non si può stare, soprattutto dopo gli ultimi atti, le ultime dichiarazioni della Lega in generale, ma di D'Alzilio in particolare, che come ben sappiamo venerdì scorso ha voluto dimostrare di essere il forte maschio alfa che difende la propria terra dall'invasione di una ragazza incinta. Poi di questo si sta parlando. Centro sociale già tacciato di aver fomentato la protesta dei profughi sotto la prefettura a fine settembre. Le iniziative, dicono, proseguiranno. Quanto ai migranti, gli attivisti del Django hanno dato avvio a un'inchiesta molto critica sulle condizioni in cui sono tenuti i richiedenti asilo all'ex caserma Serena di Dosson. Ma la Lega l'assalto alla sede di Quinto non lo perdona. Un'azione da nazisti praticamente, nazisti quali loro sono. Il problema è che in comune a Treviso c'è chi gli dà spazi e luoghi per organizzare i loro raid nazisti e se non verranno allontanati saranno dei collaborazionisti. Se un'azione di questo tipo, che ripeto non è nulla di che, nei confronti di chi propina violenza può giustificare uno sgombero, allora vuol dire che da un lato non si è capito nulla di quello che si sta facendo all'interno della caserma Piave, dall'altra insomma tantissimi sono d'accordo e sono convinti che sia ora di cominciare a dire anche qualcosa di diverso dai tanti tentennamenti del PD e dall'odio della Lega.